La musica immagino che fa parte della tua vita, da un po' provi a fare la professionista, quanto ti ha cambiato la musica? Moltissimo, In che senso? Raccontaci. tutta la vita. Prima ero tipo una ragazza un po' spinta, un po' di tutto. E invece Mentre adesso... ora sono allegra, sono di tutto. Ma è normale. Mi vedi il sorriso enorme. Assolutamente sì. E come nascono le tue canzoni, come nasce il progetto musicale? Allora, io canto da quando ero bambina, però non ho mai voluto sfondare, diciamo, nel mondo della musica. Poi ho visto che mi apparteneva proprio la musica, mi piaceva, ho deciso Ce di la devo iniziare. fare. Ho detto con tutte le mie forze ce la devo fare, ho 20 anni, sono piccola, quindi ce la faccio, non provo ora, non provo più. È cazzutissima! Quindi, Allora, ovviamente sei all'inizio, hai un sacco di cose da fare. La canzone che vorresti cantare domani con chi? Con chi vorresti fare un duetto? Se potessi scegliere. Con tutti. Con tutti. Con tutte non si può, so assai. Non fa niente, tengo 20 anni, ci sta di. Questa ragazza è fantastica. Sta tempo. Ora, sul palco, il tuo rapporto col pubblico, cioè nel senso che ti è venuto naturale o stai imparando a gestire No, la no, gente? sto imparando, ero una tipa chiusa, ora mi sto aprendo un po', grazie al pubblico anche che mi dà agio di aprirmi, quindi. La musica che fai dove la possiamo ascoltare? Dove ti troviamo? Su YouTube. Ovunque, ovviamente, il web, Facebook, sei Televisioni, ovunque. sì. È un bel progetto, io so chi c'è dietro, per cui sono contento per te, perché veramente sono contentissimo. Quello è Canale Gli 85. mandiamo un bacione, mio manager Vale Pompeo. Sì, sono amici, facciamo squadra. Quello è Canale 85, mi raccomando, quando diventi famosa ricordati di noi, mi raccomando. Se lo pubblico questo, lo pubblico nella pagina, facciamo vedere Sempre. tutto. Vai. Ciao ragazzi.